Allora, siamo sempre con Marco Gherani, ultramaratoneta, un'ultramaratona, perché effettivamente una bella competizione nel deserto, in modo particolare eravate in Marocco. In Marocco, sì. Quindi una sfida anche con se stessi, non tanto con gli altri. Ci raccontavi prima che gli altri diventano parte di una grande squadra, perché è più una competizione con tanti altri elementi che possono essere perturbanti. Sì. No? Diciamo che si parte con la convinzione di essere preparati per fare questo risultato. Uno si fa delle idee del percorso, dopo alla fine quando si arriva lì le condizioni esterne sono così pesanti, così che proprio ti annullano tutto, cioè ogni giorno devi ripartire da zero, cioè non puoi dire. Quello che voglio dire è che all'inizio della gara solitamente uno dice faccio una strategia di gara, invece quando la fatica è così elevata, così appunto pesante, che si decide di giorno in giorno, quindi fai la prima tappa e vediamo come va, fai la seconda tappa e vediamo come va, poi ci sono tappe che io ho corso veramente veloce, tanto che la quarta tappa, quella di 43 km, sono arrivato che quasi mi sono messo a piangere da quanto ero emozionato, perché era una tappa di 43 km. Dopo aver fatto quella di 80. Sì, avevamo quasi già 200 km delle gambe e ho corso fortissimo, tant'è vero che della seconda parte del gruppo ero nei primi 10 davanti, insieme a Mattia che era della mia tenda, e quindi ho fatto i primi 30 km fortissimo davanti, e dopodiché mi è venuto un problema alla bandella iliotibiale sul ginocchio destro e quindi ho dovuto rallentare e arrivare alla fine della gara. Ma lì ero un po', quando sono arrivato all'arrivo ero eccitato per aver corso così forte, ma nello stesso momento ero anche arrabbiato perché mi era venuta la sfortuna della gamba, quindi io quel giorno lì ho detto la gara, questi 43 km dovrei farli in 7 ore. A casa avevo pensato, dopo visto la fatica ho detto probabilmente domani ci metterò anche 8 ore e insomma alla fine ho fatto la tirata, tutto quanto ci ho messo meno di 6, quindi per me era una grandissima emozione perché ho detto Marco ci sei come atleta, però ero anche arrabbiato perché avrei potuto fare anche molto meglio, quindi è ci sono delle contraddizioni incredibili. Sì. Confrontando, comunque esistono anche le altre persone perché poi a parte la squadra, che cosa hai notato in particolare in altri atleti anche di altre nazionalità che possono essere anche di stimolo per migliorarsi, insomma? Allora, bene o male noi ci assomigliamo un po' tutti un po' come atleti, magari diciamo che l'unica cosa che ho visto che potrei migliorare io è una delle cose, perché dopo alla fine è sicuramente, come ti dicevo prima, l'elasticità muscolare per evitare i problemi alla gamba che ho avuto, poi come realizzare lo zaino, anche la disposizione dello zaino. Io ho nelle prime gare avevo un piccolo zainetto anteriormente, ecco quello zaino lì io ho visto che per esempio il team dei marocchini loro usano la parte anteriore fino alla fine, probabilmente perché loro spostano il peso, lo dividono tra la parte posteriore e la parte anteriore, quindi per essere più dritti, bilanciati. Esattamente. Quindi secondo me queste sono delle cose che... Delle strategie. Sì, perché dopo insomma loro sono maestri, come posso dire, sono loro i padroni di casa. Quindi e invece come abbigliamento la nuova tecnologia aiuta molto, oppure magari ci sono delle cose, degli tipi di abbigliamenti che sono potrebbe essere diciamo che come abbigliamento io avevo una maglietta di un'azienda francese che era un anti-raggi UVA, quindi ho evitato, sono riuscito a non mettermi mai praticamente la crema solare, perché altrimenti poi contato con la sabbia. No, perché dopo si appiccica tutto, infatti anche la parte, i dottori sconsigliano nelle parti intime l'utilizzo della vaselina, come magari c'è nel triathlon, perché magari si nuota nell'acqua salata, quindi comunque la pelle deve comunque scivolare, però qui sarebbe stato devastante, magari non devastante, però un po' più difficile. Io avevo sempre di un'azienda francese, ho un pantaloncino con doppio pantaloncino, sotto è tipo da ciclista senza il fondello e poi sopra per una parte più morbida, e mi sono trovato veramente bene, infatti non ho mai avuto problemi di sabbia in parti intime, però ecco. Perché bisogna tener conto sempre di questa componente. Sì. La natura, la temperatura, le escursioni termiche. Allora i primi giorni l'escursione termica è stata notevole, ma era la temperatura massima era
abbastanza sopportabile, 38-40 gradi, quindi i primi 2 giorni io ho avuto anche freddo. Invece dopo la temperatura si è alzata notevolmente, durante il giorno siamo arrivati a 59 gradi come abbiamo visto prima la foto, e di sera dormivo praticamente nudo dentro il sacco a pelo. Perché quanti gradi c'erano? Secondo me durante la notte c'erano comunque 25-26 gradi, quindi era caldo. Che temevate peggio, che temevate un'escursione sì, peggiore? però il problema era che dopo alzandosi il vento e con la tempesta di sabbia non si poteva spaccarsela, quindi ci si chiudeva il caldo dentro il sacco a pelo e ci si chiudeva a riccio dentro. Completamente per l'isola. Anche dopo dal vento del deserto non si scappa, quindi alzarsi la mattina pieni di sabbia è inevitabile. Questo qua cosa vediamo? Cos'è questa? Questa è una foto un po' sfocata una notte, una sera all'accampamento dove c'era praticamente la luna che stava... Bellissimo, comunque, paesaggi penso indimenticabili. Sì, bellissimo. Poi io amo particolarmente il deserto perché lo viaggio da ormai 20 anni, però è sempre emozionante. È sempre emozionante soprattutto percepire quanto siamo piccoli. Cioè io quando in questo caso qua ero sdraiato su dei tappeti dell'organizzazione che avevano messo al centro del bivacco, e se uno si mette diciamo a X e guardi verso l'alto e dopo ti immagini dall'alto verso il basso, proprio siamo piccoli, siamo proprio minuscoli, cioè l'essere umano è proprio piccolo di fronte a questa immensità della natura. E quindi qui c'è anche un aspetto spirituale che anche sì, secondo me perché oltre alla competizione, l'aspetto fisico, l'allenamento e tutto, però bisogna avere anche un proprio convincimento. Diciamo che bisogna essere un po' in pace con se stessi, cioè bisogna essere sereni dentro, tranquilli, perché se una persona affronta una gara così con problemi a casa, che non è sereno, dopo 3 giorni i nervi, perché le condizioni non ti fanno, non dormi, sei a contatto con le persone tutto il giorno, quindi diciamo poi passi tante ore da solo a camminare, delle componenti un po' di stress. Che cosa si cerca partecipando a un evento del genere e che cosa si ricerca? Perché poi c'è chi l'ha fatto più di una volta e tra l'altro anche tu dici lo rifarei. Allora, ho provato questa gara perché dopo tanti anni di Ironman, dove l'Ironman sarebbe? L'Ironman, la distanza lunga sarebbero 4 km di nuoto, 180 in bici e la maratona a piedi. Ormai con il mio team, l'Uno Team di Cittadella, sono quasi 13 anni che faccio Ironman, insomma hanno fatti quasi 25, quindi diciamo che volevo provare qualcosa di diverso, spostare un po' fare qualcosa di diverso, perché io sono fondamentalmente tanto curioso, no? E allora sentivo parlare di questa gara qui nel deserto, corsa a piedi. A me piace la corsa, mi piacciono i deserti, ho detto faccio 1+1 fa 3 in questo caso. E così è stato, perché sono tornato con tanta voglia di riprovarci, perché diciamo non sono riuscito a esprimermi tanto bene nella corsa per via del problema che ho avuto al ginocchio, ogni tanto mi veniva fuori. E quindi ho già visto che potrei essere molto più, diciamo, performante. Sì. Poi chiaramente bisogna essere, bisogna adattarsi, bisogna sopportare, ma insomma lì... Ma è una sfida con se stessi per superare dei propri limiti, che cosa scatta? Perché c'è una preparazione, uno premedita prima, si iscrive, io questa gara qui l'ho preparata con il mio preparatore Vic, Vittorio Garaventa. Ecco, quindi c'è un preparatore, tra l'altro. Ci abbiamo messo 8 mesi per prepararla, che però diciamo io l'ho preparata in 8 mesi con l'obiettivo di finirla, e siamo riusciti a portare a casa questa medaglia, perché facciamola vedere. Eccola qua. Quindi è importante. Sì, è una medaglietta, ecco, fermo, eccola là. Però è molto pesante dal punto di vista, per ottenerla devi fare veramente tanta fatica. MDS sarebbe Marathon des Sables. Sì. Ed è una medaglia che quando tu arrivi al traguardo, io per esempio mi sono commosso, perché fino agli ultimi 10 chilometri non pensi sempre attento alla roccia, puoi inciampare, potrebbe succedere un crampo adesso, quindi un incidente è dietro
nuova. Quindi quando tagli il traguardo, proprio sono 9 giorni che si scaricano e diciamo eccolo qua, finalmente qua. La medaglia. Ma il traguardo come è segnato? Il traguardo è un arco gonfiabile, grande, come... I classici traguardi. Sì. E ci sono persone che... Sì. Ma si arriva al traguardo che è collocato dove? Beh, cambiano sempre perché il bivacco si sposta sempre. Cioè il bivacco non è, le tappe non sono a Margherita, ogni volta che cioè la mattina si parte, dopodiché il bivacco si sposta, quindi si parte in un punto e si arriva in un altro. Quindi, di che distanza, cioè era collocato sempre vicino alle località più o meno abitate? Sì, per esempio durante i giorni di gara ero proprio in mezzo al deserto, invece l'arrivo finale era in un centro abitato, perché dopo, una volta arrivati all'arrivo, appunto ci riportano in albergo. Si prende il pullman, ti danno il sacchettino viveri con dentro l'arancio, il tonno e il paninetto. Questa volta il fornito da loro. E dopo ti riportano all'albergo da dove sei partito. Quindi quello è un albergo vero e proprio? Sì, altri 2 giorni si sta lì. Poi si fa il giorno delle premiazioni e la festa di gala che c'è alla fine. Però è una gara, è un'esperienza internazionale. Sì, c'erano 76 nazioni se non sbaglio. Caspita. Quindi sì. Noi italiani eravamo, mi sembra, in 12 più una ragazza. Pochi? La Gaia. Sì, pochi. Quali erano le nazioni più rappresentate? Le più rappresentate erano la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, ce n'erano tantissimi. Noi Italia pochini, però vai. Però c'è da dire che Roberto e Alessio e Peter, che erano praticamente 2 italiani e uno svedese, correvano per il team sportiva e loro hanno fatto secondo team, quindi loro hanno fatto, se non ricordo male, rispettivamente 10°, 12° e 13° assoluto, quindi nei primi, quindi diciamo che subito dopo i marocchini ci siamo noi italiani forti. Caspita. Sì, no, bravissimi, poi anche simpaticissimi, guarda. Erano nella tenda 5 se non ricordo male, ma persone veramente speciali. Che anche questo è anche molto bello, incontrare avere queste opportunità. Allora, questo abbiamo visto l'arrivo, quindi queste ultime ore di maratona. È effettivamente bello anche sottolineare, stare attenti anche al sasso, non storgersi la caviglia, per esempio, che potrebbe essere un inconveniente pesante, perché il terreno non è battuto. No, tutto sterrato, sì. Diciamo che tutto il percorso è praticamente costituito da sabbia e rocce, pietre dure, ma anche quando per esempio c'hai, che ne so, 10 km di piana, non sono mai, cioè difficilmente trovi terreno duro dove appoggiare, è sempre magari il letto del fiume con la sabbia sotto, un po' come correre qua sul nostro Piave, no? Quindi se cammini, però se inizi a spingere un po' di più, inizi a sprofondare, quindi un terreno sempre molto molto pesante, come per chi magari non è abituato, non ha mai provato a correre sulla sabbia, è un po' come correre nel fango, no? Quindi c'è sempre questo peso di questa falcata pesante, però è andata. Infatti, l'arrivo poi vi portano in albergo e lì cos'è la prima sensazione quando si arriva? Allora, io la cosa appena quando sono arrivato in albergo, la prima cosa che ho desiderato è stata un'anguria, la fetta di l'anguria fredda. Ho detto ma mi piacerebbe mangiare l'anguria, però non c'era, quindi non l'ho mangiata. No, perché se pensi subito magari in albergo trovo, invece non c'era niente. E no, la prima cosa era la cosa che ho notato era il cuscino bianco, cuscino morbido bianco del letto. Ho detto, infatti mi sono messo lì e proprio mi sono gustato questo cuscino morbido, perché che uno dà per scontato che non è così. No, guarda, io per ridurre il peso al massimo dello zaino ho rinunciato al materassino, non ce l'avevo, e avevo rinunciato anche al cuscino, perché insomma io da militare ho fatto per tanti anni, ho detto fai 7 giorni, obiettivo arrivare bene, quindi taglio tutto il peso superfluo. Però come cuscino avevo recuperato un pezzo di stuoia, sai quei materassini da ginnastica, un pezzettino così che un amico mio della tenda setta, Mattia, buttava via, quindi era un materassino leggerissimo, quindi tenevo quello come cuscino quando dormivo. Sì, vabbè, non ti dà spessore però. No, però non ti dà spessore, però ti fa sentire quella specie di gomma, morbidezza così. Poi siccome dormivo anche di fianco, quindi di fianco noi abbiamo bisogno dello spazio del cuscino, quindi lo arrotolavo e veniva fuori tipo un cilindretto così, e lì praticamente il mio
appoggiavo la testa su questo cilindro ed era una cosa morbidissima. Condizioni estreme. Sì, guarda. Tant'è vero che quando sono arrivato dalla gara dell'85esimo chilometro di notte che sono arrivato, mi sono messo a letto e anche lì, anche lì avevo sognato un cuscino bianco, morbido, e invece mi sono aperto il mio saccapelo, chiaramente non pulitissimo, e ho detto questo c'è, con questo bisogna fare. Assolutamente. Quindi sì. Mi sono messo a letto. Dopo tutti questi giorni senza doccia, senza niente, quando uno arriva in albergo e si lava, cosa c'è? C'è uno strato di cementificazione? Allora, la parte alta del corpo non abbiamo mai avuto problemi, almeno io, dal punto di vista delle pulizie, perché l'acqua dell'organizzazione all'arrivo soprattutto ci bagnavamo tantissimo, quindi magari non eravamo sporchi, non eravamo sporchi di sudore che faceva puzza, diciamo, odori, ma eravamo solo sporchi di sabbia, perché il sudore veniva dilevato via. Io quando sono arrivato in doccia avevo le gambe, invece non le avevo, diciamo, mai, alla sera le passavo, però non le avevo mai bagnato tanto per evitare di bagnare i piedi. Quando sono arrivato in doccia in albergo, ho detto, chiaramente ti vedi tipo cremino, sai che sei marrone, bianco e marrone, e ho fatto una prima doccia e ho lavato le gambe. Poi ho detto ma che strano, ma di solito pensavo, distinto, sarebbe dovuto uscire un po' di arancione della sabbia, no? E a un certo punto ho detto, ma forse bisogna grattare un po' di più. Allora mi sono messo sotto doccia, ho grattato bene, è venuto fuori praticamente tutta la sabbia che si era incrostata. Cementificata. Sì, perché con il sudore, la sabbia, poi magari i sali, il vento, poi quella sottile, si era praticamente come vetrificata, no? E quindi aveva fatto... Da schermo protettivo. Sì. E quindi ho detto, no, l'ho lasciato lì, poi ho grattato bene e si è lavata tutta. Dopo sotto chiaramente ero abbronzato, bruciato dal sole, però non veniva via. Mamma mia. Mentre qui nelle braccia non avevamo problemi perché l'acqua c'è. Quindi sarebbe stato quasi da dover proteggere anche le gambe perché si erano corrose con... Bellissimo, sì, durissima, veramente anche indescrivibile, perché proprio si fa fatica a capire che sono 7 giorni poi senza telefono, quindi eravamo proprio liberi. Infatti voi non avevate mezzi di comunicazione, cioè a parte questo GPS per essere rintracciati? Ma era per l'organizzazione. Perché pesa il suo telefono? Sì, diciamo che non è il peso, diciamo che l'organizzazione chiede ai partecipanti di non utilizzare il telefono perché l'esperienza del deserto va assaporata senza distrazioni, questa è un po' la filosofia, ed io sono pienamente d'accordo, perché se tu vai nel deserto, vuoi goderti, non so, il cielo stellato e nello stesso momento hai la testa che vuoi fotografarlo col telefono, anche no. Però mi ero portato via una macchinetta fotografica, la GoPro, che avevo comprato apposta per registrare questi ricordi che poi ho fatto. Queste foto che abbiamo visto. Sì, ho fatto quasi 200 piccoli video come ricordo, no? Quindi, e devo dire che è stata una scelta bellissima, perché alle sere ci si ritrovava un po' come negli anni '80, ci si ritrovava fuori la tenda a chiacchierare come una volta, quindi si parlava dell'esperienza di uno, sembrava di essere hai preso la gita col Boy Scout, no? Dove hai i giochi, e si parlava veramente, ci si confrontava con altri atleti più forti, le esperienze. La rifaresti? Sì. Questa è una gara che rifarei, sì. Nonostante tutto, i momenti di sconforto, no, quelli passano, si superano. La rifarei, diciamo, con l'obiettivo di farla meglio da un punto di vista organizzativo, meglio dal punto di vista mio fisico, di preparazione fisica. Cos'è che ti è rimasto di tutto questo? Che siamo arrivati in chiusura. Quindi una bellissima medaglia intanto. Che vuol dire però, tanto. Diciamo, sono tantissime le cose belle che porterò dietro. Posso dire il clima forse della tenda, cioè il clima di cameratismo che si crea subito nel disagio, fai subito gruppo, cioè anche se sono persone che non conosci in quel momento lì, però sai già amico, si parla tutti la stessa lingua, quindi la fatica, cos'hai da darmi un gel, ti do la pasta al posto di quello. Quindi ci si scambia anche siamo stati veramente bene. Sì, tutti ragazzi speciali, da risate, poi noi italiani ridiamo e scherziamo, cioè siamo veramente italiani da un punto di vista dello spirito. Dello spirito non ci batte nessuno, cioè proprio siamo i numeri uno, cioè
ma proprio si sentiva proprio l'allegria, tutti venivano a vederci. Sì. Questo è molto bello. Sì, gli italiani siamo forti. Siamo arrivati al termine. Allora, Marco Gherani, complimenti grazie. Perché è stata una bellissima sfida, un'avventura straordinaria, al di là dell'immaginabile, perché tutto quello che hai raccontato, però c'è tanto altro dentro, e quindi buon allenamento per i prossimi traguardi, anche buon lavoro naturalmente, e io telespettatori vi lascio con queste immagini che abbiamo visto, con questi racconti straordinari, anche a poter immaginare quello che non si è potuto raccontare, e ci rivediamo dopo la pubblicità per altre interviste. A dopo.